Anche San Pietro di Feletto è stato toccato dal maltempo di questi giorni, in particolare ieri molti volontari hanno dovuto armarsi di badile e andare insomma a ripulire l'asilo e l'oratorio parrocchiale. Qual è la situazione e come comune cosa intendete fare adesso? Allora, la situazione fortunatamente adesso è tranquilla, ovviamente non piove più. Diciamo che l'altra sera siamo usciti con la protezione civile che fortunatamente è sempre disponibile nell'aiutare l'amministrazione a tamponare determinate situazioni così di pericolo. Siamo usciti nel territorio, abbiamo riscontrato alcune criticità, avevo fatto già il sopralluogo insieme alla Roberta Rizzo dell'asilo di Bagnolo la sera insomma, è fuoriuscito il torrentello a fianco. Purtroppo io dico che non ho i quantitativi pluviometrici esatti, però secondo me la quantità d'acqua che è caduta in brevissimo tempo chiaramente ha facilitato la fuoriuscita del torrentello che affianca l'asilo, e questo ha creato ovviamente purtroppo per la struttura l'entrata d'acqua, ma soprattutto del fango, che ovviamente è quella parte più così fastidiosa da ripulire, perché l'acqua bene o male se ne va, ma il fango resta, e là i volontari fortunatamente insieme agli operatori dell'asilo stesso hanno fatto, credo, un ottimo lavoro di ripristino. Adesso come adesso stiamo preparando la richiesta di calamità naturale alla Regione, per cui invieremo la richiesta con i primi dati che abbiamo a disposizione. Abbiamo alcune attività, mi viene in mente l'IMPA in zona Crevada che la giornata di ieri era chiusa perché purtroppo hanno avuto una copiosa entrata d'acqua, e abbiamo anche altre attività che sono purtroppo state invase dall'acqua, che anche queste sono fermate. Insomma, alcune criticità, mi viene in mente la latteria Perenzin a Bagnolo, anche loro hanno avuto delle problematiche. Insomma, cercheremo di raccogliere tutti i dati necessari, anzi invito i cittadini che hanno avuto dei danni o comunque anche attività che hanno avuto dei danni di contattare gli uffici dalla prossima settimana, da lunedì, per far presente appunto la situazione, in modo che noi raccogliamo effettivamente i dati che dopo ci verranno richiesti dalla Regione. C'è qualche residente che ha ventilato l'ipotesi che magari i tombini fossero ostruiti e quindi anche quello abbia un po' contribuito. Farete, non so, un controllo? Come risponde a questa ipotesi? Ma allora i tombini sicuramente devono essere puliti. Noi abbiamo fatto azione di pulizia già l'anno scorso e 2 anni fa, e anche con l'amministrazione precedente. Ovviamente è capibile che i tombini in un territorio comunale vasto come il nostro sono tanti. Io credo però non si possa dar colpa ai tombini che erano ostruiti, perché purtroppo la forza dell'acqua lunedì sera è stata tale che ha evidentemente fatto sì che sia strarippato sia il Crevada che anche il torrente a fianco dell'asilo di Bagnolo. La forza era veramente tanta. Io vi faccio presente che ad esempio a fianco dell'Impa che c'è il Crevada che corre dove è uscito, le tracce dell'uscita dell'acqua le avevamo a 6-7 metri d'altezza, per cui pensiamo, insomma, possiamo immaginare quanta forza avesse quell'acqua. Certo che i tombini vanno manutentati, ma non credo sia proprio quella la causa scatenante, anzi direi quasi di poterla escludere, la causa scatenante dell'entrata d'acqua nell'asilo di Bagnolo.